Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha visitato il Policlinico Olimpico allestito all'ospedale Codivilla, cuore pulsante dell'assistenza sanitaria per i Giochi invernali di Milano Cortina Devo ringraziare 2026, tutta l'attività verificando di che persona è stata. l'eccellenza della struttura messa in campo per l'evento olimpico. È un'emozione molto intensa, oggi tra l'altro nella giornata di un oro olimpico. Siamo qui per anche rendere grazie al personale sanitario che poi lavorerà all'interno di questa struttura in maniera strutturale, e credo che se iniziative come questa funzionano, se iniziative come questa potranno ovviamente garantire a questo territorio i servizi migliori, dobbiamo rendere grazie al personale sanitario e alle associazioni, al terzo settore che ormai integra sempre di più anche la vita degli ospedali e dei presidi sanitari, e quindi sono qui anche e soprattutto per questo. Dopo il contratto di concessione pubblico-privato del 2019, i lavori di ristrutturazione del Codivilla hanno seguito un percorso complesso fino alla consegna dei locali per l'uso olimpico lo scorso 25 gennaio. Per il periodo dei Giochi il Codivilla è stato allestito come policlinico olimpico secondo le regole della guida CIO. La struttura, operativa 24 ore su 24 per il periodo olimpico, ha recentemente superato i primi stress test operativi. Nei giorni scorsi, infatti, il team multidisciplinare ha gestito con successo l'inquadramento diagnostico e la cura di atleti di calibro internazionale, dimostrando una capacità di risposta rapida ed efficace per patologie acuti e traumi. Il Codivilla è diventato durante il periodo olimpico e paraolimpico il appunto Policlinico Olimpico, una struttura di altissimo livello che ha al suo interno un pronto soccorso con l'area rossa, l'area verde, l'area gialla e l'area appunto dei codici bianchi, con dei posti di osservazione breve intensiva e dei posti appunto anche di isolamento. C'è un laboratorio all'interno del pronto soccorso per gli esami appunto urgenti. A fianco del pronto soccorso un'area radiologica altamente tecnologica con una risonanza da 1,5 Tesla, con una TAC di 256 strati, con i telecomandati radiologici appunto normali e anche con gli apparecchi radiologici portatili. Quindi direi una piastra, quella al piano zero, che comprende la piastra radiologica e il pronto soccorso, veramente di altissimo livello.